La vicenda è sempre più torbida, gestita da una clac ristrettissima che sbatte la porta in faccia a chiunque chieda chiarezza. Se non otterrò tutte le informazioni necessarie sarò costretto a rivolgermi alla Procura della Repubblica. Enore Picco, il consigliere regionale della Lega Nord, va giù duro sulla questione della futura sede degli uffici regionali di Tolmezzo, vicenda che sta alimentando polemiche dal 2007 in poi. Ho provato prima con un'interrogazione semplice, poi con una nuova a risposta immediata, ancora più urgente e più pressante, che è stata discussa lo scorso 3 ottobre in Consiglio regionale, ma dopo un severo dibattito, alla fine l'assessore alle finanze Savino ha deliberatamente dribblato le mie domande e non ho ricevuto alcuna risposta. Ecco quindi l'avvertimento: quando una vicenda bussa alle porte di un tribunale certifica il fallimento della politica, prosegue Picco, e in questo caso io sono parte lesa. Le mie richieste sono chiare, scritte nero su bianco. Quante e quali sono le persone fisiche o giuridiche interessate al progetto? Quale edificio è stato segnalato dal comune di Tolmezzo come sede regionale? In base a quali requisiti? E perché tra i criteri dell'avviso pubblico non si fa nessun riferimento ai costi dell'opera, stimata in 7 milioni di euro? A che punto siamo infine sull'iter? Picco, come tanti cittadini, chiedono risposte.